Buongiorno, ben ritrovati al secondo appuntamento con Campioni di Passione, la trasmissione dedicata alla Lega Calcio Friuli Collinare, la realtà che muove migliaia di appassionati che praticano il calcio amatoriale. La prima puntata è stata dedicata agli amatori Pozzuolo, oggi invece vi presento subito i nuovi ospiti, partendo dal dottor Giampiero Latorre, tributarista. Con lei affronteremo vari temi, ma in particolare parleremo della costituzione della società, insomma tutti gli aspetti amministrativi e fiscali legati al calcio amatoriale in questo caso. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno anche a voi. Parleremo e conosceremo la squadra del Porto Over, il campionato Geretti Over 40 e Over 50, assieme al capitano, il presidente Enrico Angeli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E assieme a Vittorio Ballan, che è dirigente e anche giocatore. Certamente, buongiorno a tutti. Partiamo dalla vostra realtà, Porto Over. Quando siete nati e come nasce anche questo nome? Ma allora, l'associazione è nata nel 2005, quando ci siamo resi conto che dopo i 40 non si riusciva più a star dietro ai giovanotti. Abbiamo scelto un gruppo di amici di fondare un'associazione per iscriversi al campionato Over 40, ovviamente con uno spirito di divertirsi prima di tutto, fare un po' di attività sportiva, possibilmente vincere, se capita. Il nome è nato da una mia idea, credo, all'epoca. Tanto arrivate da Portogruaro, specifichiamo. Arriviamo da Portogruaro e Porto Over è un acronimo, se vogliamo, che mette insieme Portogruaro e l'Over, inteso Esatto. sia come età anagrafica, perché siamo tutti ragazzotti di oltre 40-50 anni, e over anche in senso geografico, perché va sottolineato che siamo l'unica realtà sportiva del mandamento che ha messo insieme tutte le varie anime del portoguarese, perché come sapete a Portoguaro ci sono storicamente sempre state molte squadre e un po' tutti quelli che hanno giocato in queste squadre alla fine sono confluiti nel Porto Over, quindi c'è gente di Portogruaro, dell'Aurora, quindi over 40 e over 50, la differenza è solo anagrafica, anche a livello tecnico-tattico? No, a livello tecnico-tattico c'è poco da dire, perché a quest'età... Dopo vedremo anche la vostra classifica che non sorride. Non fa, al momento non è particolarmente interessante, non c'è alcuna differenza, la rosa più o meno è la stessa. In questo periodo stiamo giocando tra l'altro parecchio ogni 3 giorni, la cosa neanche quando eravamo ragazzi. Però siete in tanti, siete numerosi. Sì, partecipiamo a 3 campionati complessivamente, anche con altre leghe, e nel Collinare partecipiamo con 2 squadre, nell'Over 40 e nell'Over 50, e ci scambiamo un po' i giocatori a seconda delle esigenze. C'è chi gestisce poi la parte tecnica, le convocazioni, queste cose qua. Però avete Vittorio che è dirigente, ma mi dicono essere un giocatore che può giocare in tutte le zone del campo, è così? Cioè un po' un jolly? Sì, anche perché io ho sempre organizzato da sempre tornei di calcio, quindi essendo un organizzatore mi sono sempre messo dove mancava l'uomo. Beh, questo è già un'ottima... Sì. Manca il terzino, faccio il terzino, no? Manca lo stopper, faccio lo stopper, manca la punta, faccio la punta. Solo in porta non posso, perché quello proprio sarebbe molto grave. Ma toglietemi una curiosità, prima appunto ho fatto la battuta con il presidente a livello tecnico-tattico, ma voi attuate realmente una tattica giocando oppure no? Ma non si può dire che si cerca di andare in campo con un minimo di ordine, abbiamo delle persone che sono magari un po' più competenti, che hanno anche fatto attività di preparazione tecnica con squadre di categoria o che hanno giocato magari anche a livelli professionistici, perché abbiamo qualcuno che ha anche giocato a livello professionistico in gioventù. E quindi ecco, ricordiamo anche il vostro bomber che arriva dall'Argentina, mi diceva. No, diciamo che è il nostro mister attuale, che è anche giocatore nell'Over 50, che è stato campione d'Argentina nel 78-79 con il Quilmes, quindi poi abbiamo altre figure che hanno giocato in categoria in Serie B o in Serie A, nelle giovanili di Inter e Milan per esempio, e quindi
adesso hanno i 50 anni anche loro, quindi... Certo. Comunque io avevo chiesto appositamente sulla questione tattica, perché? Perché oggi lanciamo una nuova rubrica, come ci mettiamo? La vediamo assieme perché è davvero molto interessante e poi ritorneremo in studio e parleremo col dottor Latorre. Eccoci qua per l'angolo del come ci mettiamo, una breve carrellata su quelli che sono i moduli di gioco più utilizzati in generale a tutti i livelli. Non parleremo dei vecchi moduli antichi, VM, metodo, sistema, giù fino al catenaccio, perché non ci interessano più, sono superati. Andiamo a vedere un po' di cose che si vedono ancora sui nostri campi, in tutti i livelli, anche il nostro livello strettamente amatoriale. Cominciamo parlando del 442. Il 442 è il metodo più semplice, più utilizzato, lo schieramento di gioco più tradizionale, più classico. È molto razionale, si sviluppa su 3 sole linee di gioco e permette una buona copertura di tutti gli spazi, soprattutto in fase difensiva. Era il modulo principe per il gioco quando andava di gran moda negli anni 60 e 70, il cosiddetto gioco all'inglese, perché è un gioco permette un gioco molto razionale e semplice, sviluppando le catene laterali. Quindi il classico gioco, che allora si chiamava appunto all'inglese, fatto di sovrapposizioni sulle fasce tra esterni e terzini, discese, gran giro palla per cercare di sorprendere e trovare spazio sull'altra fascia, penetrazione e cross al centro per gli attaccanti, era classicamente impostato con questo proprio 4-4-2. Ormai oggi non lo fa quasi più nessuno, anche perché era un gioco che alla lunga spettacolare dal punto di vista atletico, ma sicuramente prevedibile e a mio avviso anche un po' palloso, e alla fine diciamo che è andato un po' in cavalleria. Detto questo, però, vale sempre la regola fondamentale che a suo tempo ci ha insegnato il grande Nereo Rocco, che diceva, sapete, prima della partita, come tutti sanno, del Padova contro il Milan, lui le dava al Milan, gli dissero: mister, domani vinca il migliore. Lui rispose la frase celeberrima: speriamo di no, perché non aveva mezzi per vincere se veramente avesse vinto il migliore. Questo cosa significa? Che la prima regola per chi mette in campo una squadra deve essere sempre: fai con quello che hai. Allora io vi dico ancora oggi, se vi capita di avere dei grandi esterni di corsa, magari numerosi, potete alternarli sulle 2 linee esterne, e vi capita di avere degli attaccanti forti di testa, 2 bei pennelloni davanti, fatevi benissimo il calcio all'inglese anche oggi, che non c'è proprio nessun problema al mondo. E saluto e faccio complimenti a Sandro Valloppi, che avremo modo insomma di conoscere nel corso delle trasmissioni, quindi anche tutte le soluzioni tattiche con lui. Invece con il dottor Latorre volevo subito partire con una domanda fondamentale, cioè che cosa significa per una squadra amatoriale come la loro costituire un'associazione? Beh, innanzitutto ci sono delle norme specifiche del Codice Civile che identificano proprio il mondo delle associazioni. Dall'articolo 34-35 si definisce in maniera precisa cosa si intende. Un'associazione è un sodalizio formato da un gruppo di persone che non ha scopo di lucro. Non avere scopo di lucro non significa avere tutti i bilanci in perdita o, peggio ancora, qualcuno mi dice non bisogna mai avere un saldo attivo sui nostri conti correnti o sulle gestioni di cassa. Non avere scopo di lucro significa che se alla fine del nostro esercizio c'è un saldo attivo, questo non potrà mai essere suddiviso tra gli associati. Questa regola, che sembra molto semplice, detta anche così rapidamente, in realtà nasconde parecchie insidie, perché poi le associazioni possono svolgere, accanto alle loro attività istituzionali, anche delle attività tipicamente commerciali.
Sono certo che nel mondo della Lega Calcio Friuli Collinare una delle attività commerciali più diffuse tra le associazioni saranno le gestioni dei chioschi, Esatto. assolutamente sì. Ma poi naturalmente possono esserci delle pubblicità, delle piccole sponsorizzazioni, del merchandising legato all'abbigliamento, quindi alla vendita agli associati ma anche a terzi di beni nuovi, che sono attività che invece la normativa tributaria e fiscale permette di gestire, ma questi numeri sono molto interessanti per il fisco perché dicono accanto alla tua attività istituzionale tu puoi svolgere parallelamente anche attività commerciali e l'occhio del fisco va a puntarsi proprio su queste attività commerciali. Le attività istituzionali viceversa sono attività che per definizione sono franche da imposte, non scontano né imposte dirette e neanche IVA. C'è poi anche da aggiungere che per costituire un'associazione c'è una procedura oramai standardizzata che è quella della scrittura privata registrata con poco più di 200 euro e qualche marca da bollo si riesce a costituire questo sodalizio. È interessante distinguere sin da questo punto però le associazioni che hanno il codice fiscale esatto. e che quindi possono eseguire esclusivamente attività di tipo istituzionale rispetto a quelle che hanno anche la partita IVA, perché per svolgere quelle che poco fa ho definito come attività commerciali io devo avere anche la partita IVA, devo dotarmi di partita IVA. Allora adesso noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi le chiederò anche le responsabilità civili e penali che possono incontrare gli amministratori delle varie associazioni. Tra poco dopo la pubblicità.